MDN Veneto incontra Roberto Bianchini, consigliere, ben trovato. Beh, buongiorno direttore, è la seconda volta che ci vediamo. Beh, certo, quando ci sono cose da dire uno c'è il canale apposta proprio per poter chiacchierare e parlare di argomenti importanti come quello che tratteremo oggi, visto che lunedì prossimo ci sarà Consiglio Comunale a San Giovanni Lupatoto. Ma c'è un ma. Ci spieghi lei che cosa sta succedendo? Ma un consiglio comunale, un consigliere comunale teoricamente ci dovrebbe andare. Il problema, adesso non voglio entrare nella polemica dell'emergenza Covid, no? Però se il mio comune, come in Veneto, tanti dicono che l'emergenza è finita, hanno liberato i centri commerciali, hanno liberato tutto, chiese, bar sono super affollati, insomma tutta una serie di circostanze che comunque basta andare fuori in paese e lo si vede, e poi vi fanno un consiglio comunale in videoconferenza. Cioè, allora io dico, scusate, se l'amministrazione ha autorizzato a fare 2 manifestazioni in piazza, di cui una è finita ieri e da stasera dovrebbe cominciare quella del pesce, lì comunque vada 1 migliaio di persone ci andranno. Non è che sono contrario a queste manifestazioni, però dico, ma che segnale dà un'amministrazione comunale che liberalizza tutto, però noi facciamo tutto in videoconferenza, no? Vi faccio un paragone strano, è come vedere Conte vestito con la mascherina bianca, con la tuta, con la visiera, con gli occhiali, con le bombole antiossigeno, che dà la notizia agli italiani che il lockdown è finito vestito in quella maniera. Non dà sicuramente un buon esempio. Allora per protesta inizialmente ho deciso di non partecipare. Mi dispiace perché c'erano due mozioni mie che aspettavano da tempo di essere discusse. Va bene, si vede che le rimanderanno. Però, insomma, non è detta l'ultima parola, anche perché lei ha parola. lanciato anche un messaggio social scherzando, insomma, con coloro che la seguono e vogliono sapere che lei ci va a questo consiglio. Sì, avevo detto, mi viene voglia di andare in comune per farmi dare una postazione da loro, poi prendere il mio computer, la mia connessione, puntare la webcam sullo schermo del computer che mi darebbe il comune e trasmetterlo online fare una diretta di quello che succede. Potrebbe essere un'idea, poi se mi girano i 2 minuti lo faccio sul serio. L'altra, scherzosamente, volevo acquistare un kit per tutti i consiglieri che non si sentivano sicuri di venire in questo consiglio comunale, sempre ammesso che avrebbero fatto una seduta aperta. E il terzo punto era quello che non ci andavo. Noto con piacere che molti mi stanno consigliando di bypassare il sistema e fare il consiglio comunale, come possiamo chiamarlo, un online doppio, perché il comune non lo fa online, io trasmettendo ciò che vedo dal mio schermo praticamente lo faccio vedere io online. Addirittura dei giornalisti mi hanno chiamato. Teniamo presente che i giornalisti lavorano, fanno gli articoli su quello che viene deciso sul consiglio comunale, ma se loro sono esclusi da partecipare a questo consiglio comunale, praticamente si sono lamentati. Tenga presente, direttore, che in questo momento non è ancora accessibile online il video della seduta scorsa. Questo secondo me è un problema. Cioè, qua se va avanti l'emergenza fino al 31/12, facciamo noi apriamo tutto, no? Apriamo tutto fuori, però noi che siamo in 20 16 consiglieri, 4 assessori, 3 persone del pubblico, no, perché sennò ci attacchiamo il virus. Per me questo è un controsenso. Non so se lei la pensa come me, ma Vabbè, io mi astengo da esprimere le opinioni, mantengo la distanza da giornalista e cronista esterno, e quindi lascio a lei le considerazioni politiche che sono più giuste, e quindi noi trasmettiamo, questo suo dissenso nei confronti dell'amministrazione. Speriamo che magari questa voce arrivi a chi di dovere, che magari si possa prendere una soluzione diversa.
No, mi ha chiamato il presidente del consiglio, Michele Grossule, e mi ha detto: ma guarda che se a me un consigliere di opposizione mi tempesta di mail dicendo che c'è in atto ancora un'emergenza, che giustamente lui, avendo a casa genitori che non stanno bene, giustamente può avere anche paura. Però gli ho detto: ma allora scusa un attimo, se è solo uno, facciamola aperta e mettiamogli un computer col proiettore, ma non è consentito, c'è questa burocrazia, no? Cioè noi possiamo farla o tutti in videoconferenza o nessuno, oppure no, cioè Però, il Consiglio regionale Veneto c'è sì. possibilità di essere presenti e di essere smart a casa. Io l'ho Ah, visto. questo non lo sapevo. Io invece l'ho visto, insomma, sono Fra- curioso e sono andato lì a vedere. Ah, sì, allora noi cosa vuol dire? Che magari ci sono 14 consiglieri presenti, due che stanno da casa e si collegano nell'atto del consiglio. Questa sarebbe l'idea principale, ma si vede che pare che il regolamento del consiglio comunale, che non ho letto, non sia contemplata questa formula. Però, diciamo, le regole possono essere Fare- cambiate. Si potrebbe fare una proposta per cambiarlo. Beh, comunque questa è la situazione. Le due mozioni, qualcuno ha detto guarda che se non ci vai decadono, invece no, non decadono, vengono spostate al prossimo consiglio comunale. Non entro nel merito perché è un argomento un po' complesso, però insomma in questo momento mi sono limitato a Ad esternare questa difficoltà di fare il questa, Consiglio. Vabbè. questa difficoltà. Va bene, allora facciamo una cosa, noi restiamo in stand-by per capire che cosa succede lunedì e poi eventualmente ci risentiamo e lei ci riporterà tutto quello che è stato deciso in Consiglio o che eventualmente si Al potrà... limite, se mi danno l'autorizzazione per poter riprendere il consiglio comunale con il mio PC, a parte che se non me la danno me la prendo lo stesso, cosa mi possono dire? Metto qua un computer, trasmetto lei dal mio computer, non credo, tanto sono tutte assemblee pubbliche, no? Certo. Sarebbe bello che magari se mi dessero l'autorizzazione, magari porto lei direttore, così fa un impiantino caro e facciamo la prima trasmissione. Io non so neanche come chiamarla. Cos'è? Una Una di- diretta. sì, ma non è una diretta diretta, perché è una diretta di una videoconferenza. Una diretta in diretta. Una diretta in diretta, vabbè, bellissimo. D'accordo, allora grazie consigliere e noi restiamo in stand-by per avere sue notizie. Grazie per averci chiamato. Mi scuso, ma sono proprio nell'ambiente di lavoro, non avevo. L'uomo, l'articolo 1 della Costituzione parla del lavoro e lei lo sta dimostrando praticamente. Arrivederci e Arrivederci, grazie. grazie consigliere. Mayday, Mayday, up in shoot, Mayday.